Ciao, buonasera. Secondo appuntamento di oggi dell'evento È Comoda, secondo talk di oggi, abbiamo qui con noi Lucia di Mayday. Sì. Ciao, grazie di essere qua e vi ringrazio. E devo dire, ringrazio anche i ragazzi che mi hanno invitato, Luca, Arianna e tutto il gruppo. È bello vedere che a Castelfranco c'è fermento. Parlo con tanti, anche con voi prima, e non, diciamo che mancava effettivamente da tanti anni questa voglia di fare, poi legata ovviamente anche alla sostenibilità. Ecco, sono contenta di essere qua. Mi introduco brevemente. Allora, io sono Lucia Rosì, lavoro per Meidea, che poi è la mia società da tanti anni. Io lavoro nel tessile e abbigliamento da moltissimi anni, più di 30 anni che faccio questo lavoro. Meidea, che è la mia società, che è qui a Castelfranco, tra altre cose, e spesso facciamo eventi, tra cui sono venuti anche i ragazzi, e recentemente abbiamo avuto un forum di 2 giorni legato alla sostenibilità. Allora, Meidea è nata quasi 20 anni fa, facciamo 20 anni l'anno prossimo. È una bella creatura perché è nata da una grandissima passione che è la mia ed è legata non solamente all'abbigliamento, ma poi cerca di espandersi in varie direzioni. Il lavoro, in particolare quello per cui siamo qua, che è quello legato alla sostenibilità, è nato molto prima di Meidea, perché io ho lavorato in una grandissima società che è la Benetton come designer e lì già diciamo a cavallo tra gli anni 80, 90 e 2000 avevo iniziato un mio percorso all'interno dell'azienda per iniziare a lavorare con le fibre, con i cotoni riciclati, con i cotoni biologici. Non c'era ancora questa mentalità, si chiamava eco-friendly, quindi anche negli anni sono cambiate tantissimo le definizioni e poi diciamo che dopo aver lavorato in Benetton e aver lavorato anche all'estero, tra cui in India, a Bali, a Milano, eccetera, ho deciso di tornare in Veneto, perché comunque il Veneto ha una grandissima vocazione legata al fare. Noi abbiamo una grandissima manualità e come italiani abbiamo non una marcia ma 20 marce in più. Io lo dico sempre perché lavorando all'estero e vedendo poi come ragionano le aziende, questa velocità che abbiamo noi nel riuscire a trovare soluzioni creative, fatte bene, ecco, non ce ne sono, per cui sempre teniamoci sempre molto alti anche a livello di orgoglio per chi siamo e cosa siamo. E Mayday quindi è nata 20 anni fa e l'idea era di mettere insieme in un team varie competenze. Spesso le aziende hanno bisogno di chi fa il design, ma hanno bisogno anche di chi fa la progettazione grafica, di chi fa comunicazione, di chi poi fa anche problem solving, diciamo il day by day, quindi non so, riuscire a recuperare le cose nei tempi corretti. Mettendo insieme un team così, che poi negli anni è cambiato tantissimo, perché tutte le persone che sono passate da Mayday, chi aveva magari una competenza tecnica più spiccata, più una tendenza creativa, chi comunicava di più, è come diciamo si forma in base anche alle persone che la compongono. E questo è il bello, perché di volta in volta abbiamo come una pelle che cambia. E quello ti arricchisce, perché tu cominci a toccare tantissimi settori che non sono solamente il tuo del design, ma cominci a parlare di legno, a parlare di fibre di plastica, cominci a parlare di fotografia e di comunicazione di stampa. Ecco, potrei fare 100.000 esempi di quello che è successo in questi quasi 20 anni di lavoro e tutte le persone che sono passate. Quando io ho cominciato a realizzare che è importante, in realtà quello che stiamo vivendo adesso è molto chiaro che noi non abbiamo altra scelta se non di diventare più sostenibili.
ma diventare più sostenibili vuol dire prima di tutto diventare noi degli agenti di cambiamento. Cioè non possiamo aspettare che siano gli altri che fanno le cose. E l'unico modo è mettersi in prima persona, anche con piccole azioni, ma facendo. E quindi ti metti in gioco. 20 anni fa, quando io ho iniziato a parlare di sostenibilità, mi ridevano in faccia, pensavano che fossi un po' così, un po' freak, un po' come dire granola, come dicono negli Stati Uniti, Birkenstock, alimentazione bio, invece niente di tutto ciò. Ci coinvolge tutti in qualsiasi modo e qualsiasi, diciamo, attitudine noi abbiamo. Puoi andare avanti ancora, che così magari faccio vedere. Vabbè, io ho raccontato abbastanza, anche qui Mayday. Ecco, volevo solo dire una cosa. Noi siamo qui a Castelfranco. Quello che è successo da, diciamo, 7 anni, dove abbiamo la nostra sede, che è in via, è molto vicino al centro, in via Giacomo Matteotti. Ecco, noi abbiamo fatto tantissimi eventi negli ultimi 7 anni, invitando ovviamente le persone ad entrare, e per quello sono contenta che adesso si muovano le cose, perché nonostante ci fossero tantissimi eventi legati alla fotografia, alle arti, alla pittura, spesso non abbiamo avuto, come dire, riscontro di questa energia che noi abbiamo utilizzato. È importante che Castelfranco si connetta di più. Ci sono tantissime cose che sono quasi sconnesse una con l'altra. È come un tessuto che è aperto, in realtà si dovrebbe compattare. E da Mayday recentemente, dicevo, in aprile abbiamo fatto un forum legato alla sostenibilità, in cui sono venute persone da tutta Italia, aziende molto grandi che si occupano di sostenibilità, e che lavorano nella chimica, nei tessuti, nei materiali, nella creazione dei capi. C'è venuto anche una ragazza che ha preso un premio recentemente per il riciclo dei materiali. Ecco, è diventato un centro e noi abbiamo sentito che c'è proprio bisogno, c'è un bisogno proprio di sapere di più, c'è bisogno di essere informati anche nel modo corretto, cioè non è solamente parliamo di sostenibilità, ma dobbiamo parlarne sapendo quello di cui parliamo e essere coscienti che quando mandiamo un messaggio, anche oggi, banalmente, ma ci sono persone molto attente, dobbiamo essere molto etici in quello che facciamo e come lo facciamo, perché prima di tutto, ecco, la cosa su cui Mayday si fonda è la trasparenza, la passione, ma anche una forte etica nel collaborare sia con le aziende ma anche con le università, piuttosto che con le persone che vengono a collaborare con noi oppure a fare degli stage da noi. Cioè bisogna prima di tutto credere in quello che si fa e praticarlo. Per cui adesso, andando avanti, magari vedi anche, non so se riuscite a vedere, ecco, le competenze sono molto trasversali, quindi dalla fotografia alla grafica, i trend. Ecco, una cosa interessante facendo moda è che tutti ti chiedono: ma quali sono le tendenze, quali sono i colori? In realtà ogni mondo, ogni stato, ogni regione diversa nel mondo ha bisogni diversi, colori diversi, quindi non è che c'è una tendenza. La macro tendenza è quella legata a un'evoluzione dei costumi. Questa è la cosa più interessante, perché se noi dopo il Covid non vogliamo più stare in ufficio 8 ore per 5 giorni, questa è una macro tendenza e le aziende lo devono capire, specialmente i giovani come voi che vogliono lavorare in un modo diverso. Ecco, devono cambiare le regole. E una cosa che quello è quando fai moda, devi capire come si muovono le cose. E ecco, se vuoi andare avanti ancora un po', non so se riuscite. Ecco, quello che noi abbiamo fatto e che portiamo in giro si chiama la cultura del cambiamento. Dico perché ci invitano nelle università in giro per il mondo, da Londra, ero allo UA
paio di settimane fa, piuttosto che a Istanbul o a Parigi o in qualsiasi posto dove vai, devi mandare, ripeto, devi mandare i messaggi, ma c'è una cultura del cambiamento e la cultura del cambiamento è fatta, passa attraverso dei messaggi precisi che sono dimostrare gli step per arrivare a un cambiamento. Ed è quello che noi facciamo con le aziende. Ecco, se vuoi andare avanti ancora un po'. Mayday fa, scusa, vai ancora quella dopo. Mayday quello che fa, si ispira, cioè guarda in giro, guarda. Ecco, guardare e vedere sono due cose molto diverse. Abbiamo fatto qualche sera fa un incontro insieme a una persona che ci ha portato, ha detto io ti vedo, cioè vedere le cose è diverso da guardare. Quando giriamo nel mondo, quando guardiamo le persone, le guardiamo negli occhi, io ti vedo. E quello è la differenza nel sapere, nessuno poi ha le chiavi del futuro, però osservare e vedere quali sono i cambiamenti che sono nella società, ecco, devi osservare. E banalmente quando vai fuori da qua, guardi le cose e magari riesci a vederle un colore, una forma, puoi guardare in un modo diverso perché ha un valore. E ecco, quando noi ci ispiriamo, scusa se vuoi andare nella slide dopo, ecco qua si viaggia molto, cioè io ho viaggiato molto, non dico che sono fortunata, ma tutte le persone che lavorano con noi, tra virgolette, sono fortunati, perché per riuscire a capire come si muovono le cose devi vedere, devi assorbire, devi annusare, devi toccare e l'unico modo è viaggiare. Ed è viaggiare vedendo, non guardando. E devi riuscire a prendere, come dire, tutti quegli elementi che poi ti portano a creare una collezione o a creare dei messaggi oppure a portare le aziende per cui lavori a fare il cambiamento. Quindi prendi tanti messaggi che sono in giro, prendi tante immagini, prendi le cose, le assembli e poi le porti nell'azienda con cui collabori e li spingi più in là. Prima mi chiedevi, ma quando è che un'azienda può decidere di cominciare a fare un tessuto riciclato quasi 20 anni fa? Ecco, quello è stata una delle, come dire, è stata una di queste esperienze incredibili perché l'azienda che ci ha dato la possibilità era un'azienda turca. Nessuno va a pensare, tutti pensano inglese, americana, no. Chi prima di tutto ha creduto nel messaggio che noi mandavamo e praticandolo nei giorni in cui siamo stati là in azienda, è stata un'azienda turca e abbiamo fatto una prima esperienza che è stata un pre-recycle. Quindi prima di arrivare al materiale, quindi al capo, abbiamo già in azienda con gli scarti di materiali, quelle fibre che erano per terra, che venivano scartate e che venivano tagliate, si sono prese e sono stati creati di materiali nuovi. Ecco, già il pre-recycle, pre-consumer recycle, era già un messaggio pazzesco, perché quello è un valore. Tutte le cose che noi buttiamo via in realtà sono un valore. Per noi sono scarto, per altri sono un valore. Ecco, riuscire a capire questa cosa, magari per un'azienda, tu la porti a capirla e si realizza. Cioè ci sono delle cose che magari non vedi perché sei all'interno della tua realtà tutti i giorni, che una persona dall'esterno, allenata, riesce a vedere. E questo è incredibile, perché potrei farvi 100.000 esempi di questo tipo in cui dal di fuori riuscivo a vedere delle cose, non riusciamo a vedere delle cose. E un progetto grande che abbiamo fatto, vediamo se forse lo troviamo qua più avanti. Vabbè, qui ovviamente la natura, noi siamo degli appassionati sia nella fotografia ma anche poi nella pratica, e qua una grande passione. Ecco, volevo arrivare a uno dei progetti grandi che abbiamo fatto, un'azienda di Valencia con cui abbiamo lavorato per quasi 10 anni, aveva iniziato a usare il laser per tagliare e incidere. Adesso magari tutti dicono, sì, il laser. Ecco, quando noi abbiamo iniziato, io ho testato il primo laser, l'avevano portato in Italia, nelle Marche,
E dicevo, cosa facciamo con questo laser? Questo laser in realtà mi dava la possibilità di creare delle texture sui capi senza andare a utilizzare chimica e senza usare acqua. Cioè loro non c'erano arrivati, io ho detto ma non si usa acqua. Ecco, adesso uno dei grandi temi è la salvaguardia dell'acqua, grandissimo tema. Ci sono 100.000 guerre che emergeranno nei prossimi anni per la salvaguardia dell'acqua. Ci sono già tanti stati che sono in guerra per l'acqua, pensiamo al Pakistan con l'India. Ecco, quando io ho visto quella macchina ho detto ma questa macchina non usa l'acqua? Cioè, per me era quasi... Ecco, a riuscire a vedere questa cosa che loro, team grandissimo, non riuscivano a vedere, fa la differenza quando si lavora con un'azienda. Cioè le esperienze esterne ti portano a vedere quello che tu all'interno tutti i giorni lavori, ci giri intorno, non vedi. Ed è una fortuna. Cioè, per quello esistono i consulenti, per fortuna, ma per quello ti portano a, come dire, ti ascoltano e valutano il tuo messaggio nel modo corretto. Per cui, ecco, vediamo se c'è qualche altro progetto di cui volevo parlarvi. Ecco qui magari veniamo al discorso di perché siamo qua e anche a Castelfranco. L'artigianato. L'artigianato è stato sempre visto, e noi in Veneto siamo molto bravi, noi abbiamo una manualità incredibile, però è stato come dire, lasciato perdere per molti anni perché l'artigiano era visto un po' anziano, non era così molto aggiornato, non usava tecnologie, e invece è un lingotto d'oro che abbiamo. Abbiamo tagliato i fili dell'artigianato per molti anni, noi le aziende del territorio erano quasi tutte aziende artigiane, abbiamo tagliato i fili, adesso per riannodarli, per le nuove generazioni che vogliono usare le mani, che vogliono fare, è difficile ripartire. Perché? Perché ci dovrebbero essere le persone della mia generazione che insegnano, ma non ce ne sono più. Cioè, io stessa per fare capi, ma chi è qua lo sa, per riuscire a trovare una sarta o trovare un piccolo laboratorio, adesso sono diventati delle mosche bianche, non esistono più. Abbiamo tagliato i fili. Ecco, una cosa che per esempio in Puglia stanno cercando di fare è ricostruire il tessuto, riannodare i fili dall'artigianato con le nuove generazioni, perché ovviamente l'artigiano digitale ha una visione sulle cose molto più dinamica, però deve imparare grazie a chi per 30, 40, 50 anni ha praticato, altrimenti non si riesce, come dire, a unire le cose. Cioè non si può andare avanti se non si unisce la tradizione, la conoscenza insieme con l'innovazione. E il giovane da solo non può andare avanti se dietro non ha qualcuno che dice ma ci sono già passato, fa così. Cioè, bisogna riannodare questi fili. Questa è una cosa molto importante che io sento anche proprio come missione, e nell'andare a parlare dove ti invitano cerco di motivare i ragazzi, perché spesso dicono sì, però non sono più gli anni 80 e 90, adesso è difficile. No, era difficile anche prima, non è che prima era facile. Per riuscire a ottenere bisognava sempre far fatica. Il problema è che adesso noi abbiamo nei social tanti, come dire, esperienze di gente che sembra che ce la fa velocemente. Non è mica così, cioè non è proprio così. Per creare una bella esperienza ci vogliono tanti anni di lavoro, tanta voglia e tanta dedizione. Ecco, e quindi puoi andare anche, magari vediamo dopo. Ecco, tutto questo per arrivare a fare sostenibilità, prima di tutto bisogna avere un pensiero alla base che è sostenibile. Cioè non possiamo fare sostenibilità perché capita, oppure bisogna, oppure perché metto quel tessuto là. Alla base ci deve essere un pensiero sostenibile, e il pensiero sostenibile è maturato. Perché come viviamo, come ci rapportiamo, come comunichiamo, come ci comportiamo con le persone, cioè siamo educati, cioè quello è sostenibile. È possibile che
quella che i nostri genitori dicevano che era la creanza. Ecco, quella lì fa parte del progetto di sostenibilità. Quindi alla base è un pensiero. Io lo dico perché quando facendo designer, per tanti anni ho fatto la designer, non era spesso richiesto di sapere quali erano tutte le fasi per arrivare a comporre un prodotto sostenibile. Cioè io facevo la mia parte, poi il modellista faceva la sua parte, quello della ricerca materiali faceva un'altra parte, poi la tintorina ne faceva un'altra. Tutti questi elementi separati uno dall'altro non si trovavano mai e mai si riusciva a comporre quella che adesso chiamiamo blockchain, a comporre tutta la fotografia. Per riuscire ad avere un pensiero sostenibile reale bisogna conoscere tutte le fasi. Io non posso come designer sostenibile demandare ad altri quella che è la creazione del mio capo. Io devo sapere come sono i materiali, come sono cuciti, come sono assemblati, dove li vado a tingere, come consumare meno, dove lo comunico e come lo comunico. Io come designer ho una grandissima responsabilità, altrimenti rimane che io mi faccio, io sono un designer. No, il designer, perché è un pensatore, ha una grandissima responsabilità. E questa fa la differenza nel futuro, cioè la grande consapevolezza di come arrivare a fare le cose fatte bene, ce l'avrai quando saprai di più. Cioè noi dobbiamo studiare di più, non ho mai finito di imparare. Io adesso sono tornata ad imparare ancora perché adesso con tutte le nuove normative bisogna saperle. Non possiamo parlare di normative o di sostenibilità senza sapere quali sono le leggi che nel 2030 regoleranno il futuro. Ecco, quindi tutto, a partire dal concetto fino alla fine, io devo essere consapevole di tutte le parti. E qua, scusa, vai anche quella dopo, io ho tenuto un seminario sul design etico, pensando proprio al perché noi dobbiamo sapere e dobbiamo essere consapevoli. Per fare un design etico, oltre ad essere consapevoli di tutte le parti che compongono, io devo essere rispettoso nei confronti degli altri. Quindi quando io vado a copiare un'idea o a prendere a prestito un'idea o utilizzare delle parole degli altri, io faccio un'azione che non è etica. Quindi il designer bravo dovrebbe essere, come dire, innovativo ma unico, cioè dovrebbe partire dalla propria testa per riuscire a creare delle cose originali. Poi ispirarsi è una cosa, ma dato che nella moda vediamo, e poi possiamo parlare del fast fashion, e non vorrei nominare i brand per non parlare dell'ultimo che sta facendo di disastri, vedo la sfilata in cui un'azienda ci ha investito nel design, nei materiali e ci ha investito anni, tempo, pensiero e soldi, arrivano dopo 15 giorni, i capi sono uguali. Ecco, questo non è etico. Quindi uno si può forgiare dell'etichetta io sono sostenibile perché ho usato materiale sostenibile, ma di fatto tu stai rubando le idee degli altri. Ecco, nella fotografia generale della sostenibilità e dell'etica è importante anche questo, cioè la partenza è il pensiero, ma poi come perseguo questo pensiero è altrettanto importante, perché se io ho un bel pensiero sostenibile, ma vado e vedo, non so, adesso per fare un nome, Prada, e il giorno dopo esco con bellissimo materiale sostenibile, col suo capo, col suo colore e tutto, allora non ho fatto niente di tutto quello che dicevo. Per cui è un lavoro grande quello che dobbiamo fare. Ecco, prova ad andare ancora avanti un po'. E ecco, qui abbiamo una nostra amica che sicuramente conoscete, che è l'Arianna. Allora, per riuscire a fare di più e a, come dire, andare ulteriori paletti, uno dei modi migliori è la collaborazione, perché collaborando con aziende che hanno gli stessi obiettivi, e qui mi piace molto quello che avete detto dei giovani che sono messi insieme per parlare di sostenibilità, l'unico modo è collaborare, perché posso arrivare di più in là se metto insieme tante competenze di alto livello e mettere insieme, perché se io le faccio da solo non ci arrivo.
ma se metto insieme un gruppo di aziende che hanno come obiettivo l'innovazione, allora sto cominciando a fare gol. Noi abbiamo fatto per 3 anni il Circle Book, che è stata un po' una sfida. Abbiamo iniziato durante il Covid perché eravamo tutti a casa e nessuno si muoveva, tutti quanti lì che aspettavano qualcosa, e noi avevamo iniziato insieme con un'azienda di New York e un'azienda di Biella a pensare di concepire le collezioni in un modo diverso, cioè tracciandole dalla fibra. Cosa vuol dire? Che io parto a sapere qual è la fibra, da dove arriva la fibra, come viene utilizzato il tessuto, come viene cucita, eccetera, eccetera. Ecco, questa cosa qua, che adesso io la sto raccontando in maniera molto semplice, in realtà non l'aveva fatta nessuno di tutti questi mega brand in tutto il mondo. Ho detto, beh, allora facciamolo noi, cioè ci piace far fatica, allora facciamolo. Quindi abbiamo fatto, il primo anno eravamo solamente in 3, però già a livello internazionale il nostro progetto è entrato anche al Fashion Institute of Technology di New York, è entrato alle Nazioni Unite, insomma siamo stati molti a parlare di questo progetto un po' in generale. Il secondo l'abbiamo fatto, eravamo 10 aziende, di cui Mayday ha tenuto come dire, in mano un po' tutte le redini e il pensiero. E il terzo, questo qua è il secondo, dove c'è anche l'Arianna, perché l'idea era anche di lavorare con dei ragazzi, non con dei modelli, proprio perché aveva un valore diverso, cioè utilizzare persone che sono persone, chiamiamole normali, che potevano indossare i capi e viverli con uno spirito diverso. Il terzo capitolo l'abbiamo fatto l'anno scorso, quindi 2022, anche qua sono stati dei ragazzi del Circle Book, magari prova a vedere se c'è già nella... Eccolo qua. Anche qua abbiamo un nostro modello che è qua. E allora, che cosa è stato rompere gli schemi? Rompere le scatole prima sempre, e poi rompere gli schemi vuol dire che partire dalla fibra fino ad arrivare alla comunicazione del capo è stata veramente una sfida grande. In questo le fiere, fiera di Amsterdam piuttosto che la fiera di Monaco, ci hanno accolto perché è un progetto rivoluzionario, perché veramente abbiamo spinto in là a paletto, al punto che quando io insieme ai miei compagni di avventura siamo andati a presentarlo in aziende molto grandi, e qui non faccio nomi, mi hanno detto: ah, ma tu sei fortunata, puoi fare quello che vuoi. Dico: ma io sono piccolissima, tu azienda potresti fare molto di più. Cioè, un messaggio così in un'azienda che ha i soldi, la potenza, le persone, potrebbe diventare esplosivo. Per cui per quello dobbiamo diventare prima di tutto noi le persone che cercano il cambiamento, e dobbiamo praticarlo nelle cose che facciamo. E questo è stato un grande esperimento. Adesso poi su tutti quelli che hanno partecipato al Circle Book mi dicono: quando facciamo il prossimo? Però dopo 3 anni eravamo veramente sfiniti, perché era un lavoro grandissimo, al punto che nell'ultimo abbiamo, oltre a noi designer di Mayday, abbiamo coinvolto altri 4 team di design, un argentino, brasiliani e poi delle ragazze di Milano. Vi dico solo la portata, cioè partiamo nelle aziende che abbiamo coinvolto, siamo partiti dagli Stati Uniti, Inghilterra, Turchia, Spagna, Brasile, Messico, Giappone, cioè abbiamo coinvolto mezzo mondo, per cui ecco, una grande soddisfazione. Notiamo che c'è bisogno di questo slancio per fare le cose, c'è bisogno di questo, c'è bisogno di portare avanti le cose con una grande passione, ma i risultati ci sono, per fatica, ma i risultati ci sono. E penso che siamo arrivati alla fine delle slide. Prova a vedere, Luca, se abbiamo qualcos'altro. Ecco, vabbè, poi ovviamente un'altra, adesso poi non vi ho mai fatto parlare, faccio sempre io. Un modo per arrivare alla sostenibilità è la tecnologia. La tecnologia è la chiave del futuro, è la chiave per arrivare a fare di più.
ci sarà nel giro di un paio di settimane una grandissima fiera a Milano che si chiama ITMA, dove le aziende presenteranno tutte le innovazioni, dove vado a riciclare i filati, come li faccio, come vado a risparmiare acqua. Bellissimo, è a Milano, quindi chi ha la possibilità ci vada. Anche come stampare senza utilizzo di acque. È veramente molto molto stimolante per un creativo, perché a un creativo gli vengono 100 idee quando vede una macchina, perché il tecnico non ha, il tecnico pensa a mettere su, a mettere giù, a calibrare, eccetera eccetera, ma il creativo riesce a dare corpo e forma a una macchina che altrimenti, come era il laser tot anni fa, loro non riuscivano a vedere una cosa, io l'ho vista immediatamente. Quindi quello è il bello delle unioni di competenze, e la collaborazione insomma è basata su questo. Poi vi lascio fare qualche domanda, scusate. Un applauso. No, io riproporrei, prima di cominciare con le domande nostre del pubblico, lo stesso gioco che abbiamo fatto prima con i ragazzi di Perlage. Quindi qui c'è un foglio, ti chiederei di scrivere il valore principale che secondo te differenzia dagli altri brand, dagli altri studi di consulenza. Lo copriamo e poi lo svegliamo alla fine. E usiamo l'assist per dire il microfono. E chiunque voglia fare domande è liberissimo di farle, cioè ci sarà uno spazio apposito per le domande tra poco, però se qualcuno vuole intervenire, interrompere, fare osservazioni o ha curiosità, è liberissimo di farlo sempre. Io sono pronto. Intanto lo nascondiamo come abbiamo fatto prima, Okay. E poi lo svegliamo alla fine. No, allora, una cosa che noi di Gen-Z abbiamo sempre avuto a cuore è la situazione locale. Noi abbiamo cercato di portare a Castelfranco una proposta, un'offerta culturale per i giovani, dai giovani, che potesse integrare quello che c'era, il poco che c'era, o creare qualcosa che non c'era. Tu da diciamo progetto locale castellano, come hai trovato lo stato dell'arte di Castelfranco riguardo alla sostenibilità, riguardo alla moda sostenibile? Allora, noi siamo a Castelfranco, potremmo essere in qualsiasi parte del mondo, però premetto questo perché i nostri clienti non sono italiani, e qui dico purtroppo, perché avendo noi iniziato a lavorare sulla sostenibilità da tantissimi anni, tanti veramente, dove hanno accolto il nostro messaggio, le nostre competenze, è stato sempre all'estero. Dicevo, io ho iniziato lavorando con aziende in Turchia piuttosto che in Spagna, Danimarca, Giappone, Stati Uniti, insomma potrei fare un elenco. Arrivare a lavorare in Italia è molto più difficile, perché sono cose che adesso sono importanti, ma erano un po' date per scontate. È vero che in Italia però noi siamo stati i primi ad utilizzare le leggi, ma anche già di volontà, pensando al riciclo delle acque, pensando alla riduzione degli impatti della chimica, pensando a tantissimi altri aspetti come quello, insomma, di come la qualità del lavoro. Le abbiamo date per scontati, perché io penso per esempio a una delle aziende prime che ha avuto depuratore nel mondo è qua a Padova. Loro non hanno mai detto sono sostenibili, però sono stati i primi al mondo. Lo stato che io vedo in generale in Italia, adesso ci si sta muovendo molto, nell'alimentare molto, però nella moda, e dico perché adesso ci stanno chiamando in tantissimi, cioè dopo 20 anni che lavoro, adesso italiani arrivano,
vedo ancora molta difficoltà. Perché? Perché manca la conoscenza. Bisognava creare dei dipartimenti, dei team per lavorare sulla sostenibilità che non sono stati creati, perché non è che puoi mettere un designer normale, devi creare una competenza, come in tutte le cose. Ci vuole competenza. Quindi siamo abbastanza indietro. Non dico in tutti i settori, perché, ripeto, nella tecnologia e nell'innovazione gli italiani sono numeri 1 assoluti, perché ci sono aziende veramente che lavorano ad altissimi livelli. Nella moda non posso dire altrettanto. E le aziende che avrebbero il potere di farlo adesso si stanno muovendo, ma si stanno muovendo perché il consumatore finale, ma perché le leggi devono muoversi, ma per volontà personale, per volontà aziendale, secondo me siamo ancora indietro. È chiaro che si è vissuto anche negli ultimi anni molto di greenwashing. Faccio tessuto biologico, no. Cioè, la realtà della circolarità e sostenibilità è una sommatoria di azioni. La sommatoria di azioni ci porta ad avere un prodotto che è circolare piuttosto che no. Quindi io la vedo ancora molto... C'è bisogno di fare, ma non è che è negativa questa cosa qua. Come tutte le cose c'è spazio per fare, perché se io fossi già arrivato al top non avrei spazio per fare, quindi c'è molto spazio per fare, però ripeto ci vogliono le competenze. Per fare le competenze bisogna applicarsi, bisogna lavorare, bisogna impegnarsi, ci vuole tempo, però c'è. Quindi il messaggio è di cercare di spingere in tutte quelle, quando acquistiamo, cioè non dovremmo essere coscienti anche di quello che acquistiamo. Adesso non sto dicendo magari una cosa che nelle pubblicità, ecco, stiamo attenti a quello. No, io dico banalmente, guardare un'etichetta dentro un capo e vedere che è di poliestere o di elino fa una differenza pazzesca. Perché se io compro poliestere, certo è riciclabile, ma allora deve essere 100% poliestere. Ma se io so che i miei capi possono essere riciclati e rientrare nel circolo quando sono fatti di un materiale che è effettivamente naturale, quindi può essere lino, può essere cotone, può essere anche la seta a parte, cioè tutto quello. Allora io la prima azione che faccio come consumatore consapevole è guardare dentro l'etichetta. Se io guardo l'etichetta e vedo 100% cotone, allora ok, magari questo posso, il fine vita del capo è assicurato. Questo dovremmo cercare di fare anche nelle piccole cose che facciamo. Scusate se ho divagato un attimo, ma bisogna spingere, ecco, bisogna rompere le scatole. Io dico sempre, quando vado a parlare con gli studenti, dico ragazzi, dovete rompere le scatole, cioè non dovete accontentarvi, dovete rompere le scatole. E qui vorrei ricollegarmi a un tema appunto che hai citato e che abbiamo discusso anche con Tarlage, appunto il greenwashing, cioè quanto secondo te è consapevolezza del consumatore verso un tipo di moda sostenibile, verso l'indossare la sostenibilità, e quanto invece è mainstream, quanto invece è pura moda nel senso di va di moda. Allora, non si compra sostenibile prima di tutto perché costa di più. E costa di più perché ci sono dei motivi, no? È come quando compri un cibo che è fatto biologico piuttosto che un cibo. È chiaro, gli investimenti sono diversi. Quindi la prima cosa che il consumatore rifiuta è spendere di più, perché siamo stati un po' viziati dai capi che costano poco. Perché, scusa, quando tu compri una maglietta a 9 euro, cioè, ragazzi, 9 euro, non è possibile che una maglietta costi 9 euro. Eppure le si compra, adesso a parte l'usato. Com'è possibile? Cioè il lavoratore quanti soldi ha preso? E il materiale come è stato fatto? Dove è stata cucita? Da dove arriva? Cioè, quelle sono le domande che noi ci dovremmo fare. Quindi il greenwashing è potente, perché una parola su un'etichetta ti cambia e dici, ah beh però, invece non è così. E è chiaro che uno si dovrebbe domandare prima di tutto anche, perché quando tu compri una cosa che costa così poco, ma quel disgraziato che l'ha cucita, come è stato pagato? Cioè, ho capito che è bello comprarsi la roba che costa poco, però qualcun altro quella roba la paga.
E quindi dico il Rana Plaza perché adesso c'è la Fashion Revolution che viene fatta regolarmente in aprile e che serve a far prendere consapevolezza al consumatore finale. Ma il consumatore finale, cioè voi, non so se ancora avete chiaro che le cose che avete addosso da dove arrivano e come sono state fatte, non credo. Allora in questo modo deve arrivare in aiuto la politica, perché la politica deve regolare le cose che non sono regolate. Oltre che adesso i ragazzi cominciano a essere più consapevoli, però se parliamo Shein, cioè, voglio dire ragazzi, questo sta stravendendo, adesso fa le capsule collection sostenibili, cioè non è possibile, e lì ci deve essere proprio un rifiuto, ma il rifiuto lì per non far andare avanti questa roba qua viene dal consumatore finale, perché noi possiamo urlare che le cose non vanno bene, ma se io non la compro ho già fatto un atto politico, non la compro, non la voglio quella roba lì, perché non è possibile, vado all'usato, me la compro all'usato, cioè e troverai di robe all'usato che vanno bene per te. Quindi greenwashing alla grandissima, però adesso ci sono normative europee stringenti sul greenwashing che arriveranno, molto stringenti, e quindi non è più possibile che tu lega eco-friendly, eco-sustainable o green bla bla bla, perché ogni volta che c'è scritto green dici boh, green de che? Quindi la politica deve fare, devo dire che il Parlamento europeo sta facendo un lavoro eccellente, perché a differenza magari degli Stati Uniti, piuttosto che, non parliamo dell'India, noi arriveremo ad avere delle leggi molto stringenti, e per fortuna, perché adesso basta. Cioè la sostenibilità è stata maltrattata al punto che non si può più neanche sentire la parola sostenibilità, perché ne abbiamo le scatole piene. Quindi noi usiamo parole diverse adesso per raccontare. Però ecco, greenwashing, ecco, questo è il mio pensiero adesso, ma è una grande fotografia che stiamo vedendo. Però ci sta muovendo molto rapidamente. Le cose si stanno muovendo veramente rapidamente negli ultimi anni, negli ultimi mesi anche. Oramai si va di mese in mese. Volevo agganciarmi a una questione che ha sollevato prima Gabri, e riguarda l'essere locali, quindi parlare qui di Castelfranco. Come ti dicevo prima, quando abbiamo chiacchierato prima dell'intervento di Perlage, io in realtà non sono propriamente del territorio castellano, io sono di San Zeno, vicino a Bassano, e quindi non ho ben in mente la realtà locale e culturale che ci sia qui a Castelfranco. Da quando collaboro con Genzea ho un'idea molto più chiara di com'è, però all'inizio anch'io non sapevo bene che territorio fosse Castelfranco, se fosse arido, se dovesse essere rifiorito, se era già fertile invece. E quindi volevo farti questa domanda di cui parlavamo prima, in realtà, di cui avevamo cominciato a chiacchierare prima. Cioè, come trovi la cultura e le nuove generazioni qui a Castelfranco? Cosa funziona, cosa non funziona e cosa si potrebbe fare per farle funzionare meglio assieme? Allora, sì, abbiamo iniziato questo discorso perché, ecco, ripeto una cosa, la mia idea potrebbe essere in qualsiasi parte del mondo, perché abbiamo una relazione con Castelfranco, però non è una relazione, come dire, stretta, perché non siamo un'azienda, siamo un studio di consulenza. E prima loro dicevo che ci sono tante cose che stanno emergendo a Castelfranco, è molto molto fertile in questo momento. C'è un gran movimento, perché se io guardo voi e quello che state facendo adesso, e poi c'è il sottosopra, poi ci sono tante cose che sono state fatte, c'è la Proloc che fa delle cose, il Comune che fa delle altre, poi c'è stato anche il Festival della Grafica circa 3 anni fa, che poi non è stato portato avanti, che era un progetto bellissimo, però sempre basato sulle forze delle persone. E poi insomma ci sono tante cose, quello che dicevo, ma che ho detto anche ai ragazzi sottosopra, cioè tutto slegato, sembrano tutte delle parrocchie. Quello che manca è un connettersi, cioè manca la connessione. Dal mio punto di vista, adesso magari negli ultimi mesi sono successe altre cose, ma io vedo che sono, come dire, dei progetti slegati. Quando noi abbiamo fatto i 2 giorni di forum da Mayidea, era una roba grossa, perché sono venuta gente da tutta Italia. Io ho parlato con quelli del Festival della Grafica, ho provato a parlare col Comune,
ho parlato con quelli sottosopra, cioè io ho provato a parlare con tantissimi, però alla fine, vabbè, non ci si è mosso nessuno, ma non è che noi chiedevamo neanche soldi, chiedevamo niente, chiedevamo di esserci, cioè parliamo di questo. Cioè non è che chiedevamo di mettere soldi, perché poi le aziende hanno comunque messo dei soldi, noi abbiamo messo le nostre energie, il nostro lavoro. Ecco, una cosa secondo me fondamentale è connessione, perché quello che tutti si fa separati, se si fa insieme diventa massa e diventa un movimento. Se invece io, è bellissimo, però uno fa una roba, cioè Omnefest, quando mi parlavate di fotografia, che è un'eccellenza a Castelfranco, però anche loro agiscono nella loro sfera e ognuno agisce nella propria sfera. Ecco, per me questa è una perdita di energia, perché ci sono energie culturali, intellettuali, anche fisiche, anche economiche, che andrebbero messe insieme. Quindi sono dei messaggi, cioè trovemos e parlemo, questa cosa qua, perché? Perché magari si fa una cosa collettiva, una volta, e poi ognuno può andare avanti per le proprie. Quindi io vedo molto fermentoso, però per riuscire a portare avanti i progetti e poi farli durare negli anni, secondo me bisogna trovare, come dire, che le energie si comunichino. C'è una domanda da... Domandona. No, perché io sono una viaggiatrice appassionata, lo sa mia figlia no. che perché allora io ho trovato il lavoro che non è che me lo sono creato, perché io volevo viaggiare disperatamente da quando avevo 15 anni in autostop, volevo viaggiare e sono riuscita a crearmi un lavoro di viaggio. Allora, io uno dei lavori che mi ha molto aiutato è stato un viaggio, io ho lavorato in India, dopo sono tornata ancora in India a lavorare, però ho lavorato in India quando ero ancora giovane, molto giovane, e lavoravo a Delhi. A Delhi al tempo c'erano le mucche che entravano dentro in ufficio perché sapete che sono animali sacri e quindi non si possono toccare. Quindi quando entravano in ufficio bisognava aspettare che la mucca uscisse e per me è stato un viaggio importante. È stato un viaggio non solamente viaggio per osservazione, ma è stato un viaggio perché io sono entrata in contatto con una cultura molto diversa dalla mia e che io dovevo rispettare. E qui torno al tema del viaggio perché il viaggio deve essere rispettoso verso dove vai, perché devi capire, ti devi mettere in relazione con chi hai davanti. Quello è bellissimo perché ogni volta che tu vai, se tu vai in Giappone ti devi relazionare in un modo, se vai in India in un altro, perché ci sono tanti modi diversi. Quello ti fa crescere. Per cui ecco, direi l'India per me che è stato odio-amore, perché all'inizio, quando sono andata in India, loro gli dicevo fai così, loro facevano esattamente quello che volevano, e poi mi dicevo ma non hai fatto così? Lui diceva sì, ho fatto così. Quindi devi rispettarli anche se ti fanno così con la testa. Poi io in India ci sono tornata pre-Covid, perché mi hanno chiamato per fare una conferenza a Bangalore, che è nel sud dell'India. Io sono tornata felicissima in India perché proprio mi sento bene e lì ho riagganciato, poi sono ripartita con un bellissimo lavoro. Anche lì abbiamo lanciato un progetto di sostenibilità molto grande e che aveva a che fare con la maglieria, e la prima cosa che banalmente gli ho fatto fare è stato togliere tutte le buste di plastica dai capi che loro consegnavano ai loro clienti. Tu pensa a milioni di buste di plastica, milioni. Ecco, quello già, piccola azione, già hanno cambiato quindi l'India. Non siete curiosi? No, passiamo al format pensato, cioè a leggere quello che hai scritto sul cartoncino. Beh, sì.
È interessante. Un attimo solo riporto la domanda. Sì. Perché, la domanda era quanto la tecnologia può Sì. aiutare nel mondo del tessile e quanto la tecnologia... Sì. No, allora la tecnologia, come dicevo io, è fondamentale in questo momento perché la sostenibilità passa attraverso la tecnologia. Noi non potremo parlare di risparmio d'acqua se non avessimo creato delle tecnologie che permettono il risparmio dell'acqua. Io parlo per il tessile perché per esempio i capi che vengono tinti o lavati, noi abbiamo delle eccellenze qua in Italia, un'azienda che poi è venuta anche nel forum, si chiama Tonello, che è qua a Sarcedo, vicino a Vicenza. Loro sono la più grande azienda che produce macchine per tintoria e lavanderia. Loro hanno cominciato a fare la tintura quasi senza acqua. E per cui, pensando a come si era partiti con la tintura in cui si mettevano tutti i coloranti, eccetera, eccetera, adesso siamo arrivati quasi a un impatto, non dico zero, poi il modo per riciclare le acque. Quindi la sostenibilità passa attraverso la tecnologia. E poi è chiaro che molte aziende che fanno tecnologia usano anche questa come, diciamo, chiave per aprire. E non dico che è greenwashing, però molto spesso ci sono tecnologie, non dico fini a se stesse, ma create per il solo piacere della, come dire, visivo. Però anche quello, adesso ci sono tantissimi esempi che potremmo fare, ma ripeto, sono venuti sempre questa azienda con cui ho fatto Circle Book, che è un'azienda di Biella, che ha utilizzato dei coloranti che sono derivati dalla polverizzazione dei capi. Quindi il rosso sono tanti capi rossi che diventano polvere, il giallo così. Quindi loro hanno polverizzato quei capi del fine vita per farli diventare pigmento per tingere. È un'innovazione pazzesca, perché non viene buttato. Per cui per me la tecnologia, ma io ho sempre pensato, anche moltissimi anni fa, io ho avuto la fortuna di lavorare in un'azienda grande come la Benetton, che mi ha insegnato tantissimo. Io lì ho imparato cosa vuol dire che il risparmio o la sostenibilità passa attraverso i grandi numeri, perché la differenza la faccio con i grandi numeri, non con i piccoli numeri. Certo, io piccolo brand posso dire qualcosa, ma poi se io lo applico a milioni di capi, lì faccio la differenza. Quindi solo attraverso, passando alla tecnologia innovativa e alla trasformazione delle macchine, che riesco a impattare in modo positivo. Per cui direi che, ma sempre di più, adesso non so se voi andrete all'ITMA, insomma è una fiera veramente per me ispirante. Adesso faremo 2 giorni veramente di full immersion. Siamo al il foglio. Beh, allora non so se mi avete visto, la prima roba è la passione, perché senza passione non si fa mica tanto. E bisogna amare il proprio lavoro e quello che si fa. E io il consiglio che do a tutti i ragazzi è: cercate di trovare un lavoro che vi piaccia, perché lo dovete fare per tanti anni. Dovete avere una passione e continuare come dire, a indagare e a conoscere di più. Per cui la passione direi che è la cosa, e penso che poi l'altra cosa che dicevo anche prima è la competenza, unita a una grande passione, perché io posso essere un appassionato, ma se non so non posso portare avanti il mio lavoro. Quindi competenza. La competenza non è mai finita, si continuerà ad imparare, e per fortuna fino a 90, 100, eccetera. Finché abbiamo vita dobbiamo continuare a imparare. E poi quello che dicevo prima, la condivisione. La condivisione vuol dire essere disposti a parlare, essere disposti a mettersi in gioco, e quando si sa una cosa condividerla, ad essere anche disponibili ad essere qua a parlare, perché magari buttando come dire, tanti semi basta che ne caschi uno per far fiorire. E la condivisione in quello che dicevo prima, nella cultura, Castelfranco, Bassano, dov'è, è fondamentale, perché dobbiamo condividere quello che facciamo per poterlo fare sempre meglio e per poter far crescere le persone dopo. Quindi voi
crescerete meglio di me di sicuro, perché avrete più condivisione, perché siete parte di un progetto interessante. Grazie. Allora, grazie mille Lucia per la super testimonianza che ci hai portato. Noi ci vediamo tra pochissimo, tra 5-10 minuti, guardo l'attrice per dopo, massimo, proprio massimo. Grazie mille, ripeto, a Lucia e a tutti voi per aver partecipato al talk. Grazie.